Amigos caros della radio televisione sarda, io sono pari con questo attopio, questo primo attopio del 2026 che si conta da cosa bella. Questa cosa bella che si sa contare è questa faina che hanno organizzato sul comune dell'Odè, la Sizzeria da Cantos a Deus, organizzata sul comune come now, grazie a s'aggiuto della regione sarda e a collaborazione del rettori Don Emanuele de Sagresia de Sant'Antonio de Padua dell'Odè. Faina sa bella, sa concerto, su manifestazioni, si può una gira e tutto, del su 17 a su 24 del su mese Idas, che sarà accompagnato a su nascimento del canno passato. Dunque è festato sa paschicedda con musica e manifestazioni e devo sapere i tradotto e sul serio in questa disi, ma noi su commenzato con sa primo disco 17 che è stata dedicata ad otto ai scantos della polifonia, questa tradizionale e questa di scuola nucoresa, e usa cominciai con su coro Gavino Gabriel de Tempio, un associo di Porto Mannumera dedicato a questo ciccadori, musicista, compositore de Tempio Pausania, Gavino Gabriel, che ha fatto conoscere su canto a Tagia in Calisi al Logo, a Fungao, sa discoteca dei Stato in Roma, dunque sa una persona di Porto Mannumeda e s'assozio dei cantori tempiesi, antipoffio dedicai a isso su nome di associazioni. Su canto a Tagia è una bella ricchezza di questa parte della Sardegna, della Gaddura, prima a voci Totto, i stagiatori, e poi si accompagnare pure con Saccetta, ragazzi, questo cordofono che usa Iantamera in Gaddura, in Corsica e in altri luoghi dell'Europa e Totto. Dunque ascoltavo questa prima parte e poi usa a seguire a conoscimento su concerto del su 17, ma è tradotto sul serio fino a su 24, ma in poi ascoltavo su pari su coro Gavino Gabriel del Tempio Pausani. Mamma di luci, lumali calmetti, di li profondi di l'oscurità. Vostro lo fesa paldona saissi mai in un mondo mancato l'umanto vostro lo fesa paldona Maria che raiu valato gli ha posta affidata una persona
Grazie. La taglia che abbiamo eseguito era una preghiera dedicata alla Vergine, figli di Bella, Vergine Bella. Della novena presentiamo l'Enclara Vox, che se non mi ricordo male dovrebbe essere l'eco di un grido nitido, e poi il Magnificat. Enclara Vox redargui, oscura queque personas, procul fulgentur somniam, arato Iesus promicat. Agnus Annos mititu, lassare gratis debitum, onnesimul cum lacrimis, precemus indulgentiam. Beatus autor seculi, servire corpus induit. O carne, carne liberans, ne perderes quas condit. Caste parentis viscera, celestis intras gratia, venter puelle baiula, secreta que non noverat. Deo Patrici gloriam, eiosque soli Filio. O Spiritu Paraclito, in saeculorum saecula. Amen. Grazie, grazie tanto. E adesso appunto il Magnificat. Magnifica anima ed exultavi spiritum meum Deo salutari meo. Quia respexit humilitate mancesso. Cenime so beata me dicen, onne Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Grazie. Siccome siamo in periodo di Natale, quindi a parte sì, i brani, novene, eccetera, però, come dire, i brani che rispondono più al clima natalizio sono sicuramente le ninne nanne.
e noi appunto presentiamo una ninna nanna che è una ninna nanna sì di una madre al figlio, però si trova anche il modo di inserire il ricordo della Madonna e di Gesù Bambino. Fiore raro. Dai un fiore così raro, dai un fiore così raro, mamma no, si la cridia. Sarai adorato come un parculo divino, come a Gesù Bambino adorato da Maria. Grazie. Vogliamo adesso presentare un canto, il cui testo è del forse il più grande poeta gallurese, Don Gavino Pes, un poeta del 1700, un sacerdote, che arrivato a quella che lui pensava essere la fine della sua vita, ha
ha fatto un esame di coscienza di tutto quello che ha passato. E quindi dico, ecco, io ho fatto questo, vedevo gli uccelli che facevano festa, adesso non più, eccetera. Questo brano ha una particolarità, intanto è accompagnato dalla cetera. La prima parte sarà una sorta di disispirata come musica e poi entrerà il coro. Il brano si chiama Ottava. Lu campo non si esti di cala ne più da allegri colori in abiti funesti mi si mostra la rosa e l'alti fiori. L'albero è di fonduti, tutto di rotto palme, si sono vistuti. Di la primavera è venuta palme l'ultima sera.
Grazie. Terminiamo il nostro intervento con un brano, ancora una preghiera. In realtà avremmo dovuto dire che questo è il brano che dovrebbe aprire i nostri concerti. Perché? Non tanto per il testo, quanto per la struttura del brano. Perché praticamente è forse il brano più antico della polifonia gallurese, nel senso che è un brano che deriva dal gregoriano, però ci sono i primi inserimenti di voci basse in questo brano. Il brano è Salve Regina, è un brano che è stato riportato alla luce dall'allora parroco di Agius, Don Baltulu, e che il direttore del coro di Agius, Giuseppe Peru, poi ha rimesso in piedi musicalmente e coralmente. Si tratta del Salve Regina.
questo è il suo primo gruppo che ha cantato su 17 su mese Idas a Intre Sagresia di Sant'Antonio de Padua, grazie a Don Emanuele, come ti ho detto, che ci ha dato questa possibilità di operare Sagresia per questo concerto. E a noi sapere si incrasi pure, c'è stato un concerto d'uso concertos. E poi su 18 è stata arrivata Sandra Bautista. Sandra Bautista è una cantante catalana, essa di Barcellona, deu connota grazie alla sua partecipazione che attenti un suo premio Andrea Parodi. Essa ha partecipato l'anno passato e ha vinto ogni cosa, ha vinto il suo primo premio, ha vinto il suo premio della critica. Dunque una cantante di importo mannumera che si accompagna da i 7-8 con sa chitarra e canzoni che fai da si scrivi i tutte contano della vita cosa sua, del relato che tiene con questo strumento musicale, con sa chitarra. Dunque una bella cosa che hanno apprezzato meda in Lodè e dunque si va a subire pago pago, si fa un tenni pago pago di questo suono e poi vi su chi ne stetti satro artista de sa dietotto. A los que a mi llegada dieron su cuarto y luego partieron con alas de espanto. Los que alguna vez herí y me dejé en los labios las disculpas que no di a ti que me enfrentas y cierras tu puerta aunque con palabras y a mucha distancia. Deja que de una vez por todas y sin acrobacias, deja que te dé las gracias. A los que lograron verme detrás de mis ojos y así distinguían tristeza de enojo. A los que armaron un diván y quedó el parque rayado y los cojines desplumados después del huracán. A ti que me enfrentas y cierras tu puerta aunque con palabras y a mucha distancia. Deja que sé que llega tarde mi cruz de farmacia, pero deja que te dé las gracias. Si la cena se te enfría, el plato no sacia, pero deja que de una vez por todas y sin acrobacias, deja que te dé las gracias.
Sandra Bautista ha cantato una mesoretta, poi alla Sau Sagresia ha un altro artista man, un artista sardo, Piero Marras, che adesso ha cominciato, come ti conoscevo tutto, su questa carriera manna, cosa sua, con questa musica di autore italiana, ma poi ha attento proprio questo bisogno, Piero Marras, di cantare e di scrivere con sa lingua cosa sua in sardo, e dunque sta pensando con tutto questo disco su che esso è tutto pubblicato, con Abbardente, Fontana Frisca, Tumbo e tutto usato che funziona finché sa poi ha fatto un traballo manno meda a pizza sa lingua sarda e a pizza sa canzoni in lingua sarda, e dunque sa Piero Marras sa donato la possibilità di ascoltare uno scanto canzoni sul repertorio cosa sua, e si sta accompagnando su pianoforte in questo luogo bello, sacro, di Sagresia, di Sant'Antonio de Padova, esso sa accompagnato, può ascoltare uno scanto canzoni del repertorio cosa sua. Ne intendevo pago un'altra e poi si va a uscire i tessuzzeri sincrasi e sincrasi a Sighieri. Angelos chi canta de salute luna, Izor de panas mamma che ne fortuna, faghi de nos entrare cosa posentù, in esos annos torran a passo lento. Animar de sormanno sirmenticado, poques de esos companzos malasortados, faghi de chi sa gente non siate in guerra, si intenda sono e paghe su brasadera. Stella palar de gusto che lui che bizonza manna e si fa gerbire custi stelletta nostra quando baghe lui bessi da fuori a lutta e non sfa che dire Angelos chi canta de salute luna, Izor de panas mamas che ne fortuna, faghi de chi su tempus torrerai noghe, a cando gustave fitto una oghe. Ma tu li stella palarve costo che lui te ne birgonza manna e si va gerbie custi stelletta nostra quando baghe lui e si da fuori a lotta e non sfa che dire chi canta de salute luna, Izor de panas mamas che ne fortuna, faghi di nos cantare a bocca e Sparta, brinche saoghe in che lu
e sia sabrosata. E dunque, Sincrasi, tessuto serio, passato su 19, non ne ho fatto festa a Intresa Gresia, poi sa di, a parte che c'è questa novena de Vaschigedda, ma poi questa di e ovoffiu coinvolgi i musicisti, i suonatori dell'Odè e i suonatori della UNEDA, e ovoffiu portai in Isarrugas dell'Odè tutti i suoni dessa festa, e dunque ci viene 4 suonatori l'Odeinus, ci viene Angelo Calvisi, ci viene Paolo Canu, Mirko Carta, Dalila Deiana, tutti 4 suonatori di Organittu, e dunque iso de tutto hanno fatto questa festa prima in tutti i Arrugas, in i domus, in i locali e tutto canto, e poi punta ribauso in piazza e antisonau, ballus a festa e tutto canto. Ma non fiata scetti Organittu, su voi ho canto pure ovoffiu portai i sonus di questa tradizione sarda, e dunque se la UNEDAS, e ho domandato di partecipare a Sassozio, concordia alla UNEDAS, 3 suonatori, si punta ribauso, antisonau, prima impari ai suonatori di Organittu, poi a Solus, e hanno fatto questa festa manna in Isarrugas dell'Odessa. Io vieni pago de cose, da pioso impari, ascoltavo uno scanto un momento su un pari, e poi tornavo a si contare i tessuti serio in crasi. Dunque abbiamo un pari sul serio su Binti, Sincrasi, Torrauso in Cresia, e su concerto de su Binti via da proprio de Carlo Marrale. Carlo Marrale è un musicista, cantante, compositore italiano che ha fondato sul gruppo dei Mattia Bazar, e dunque ha portato le canzoni dell'importo umano più connottas di questo gruppo, ma poi dopo questa esperienza che ha attento
un pari a Mattia Bazzara, si è posto a solo, ha partecipato a Sanremo con S'ascensore, una canzone del suo disco che ha fatto quando ha cominciato la sua carriera da solista. Carlo Marrale è una bella persona, un bell'artista che come te un musicista e cantante, e tutti scrittori e compositori, ma tenere gustarti di questa fotografia pinta da quadro su bello, su de importo, dunque essere diadeto su una bella persona. Noi ascoltavo su Pago Pago di una delle canzoni che si cantava e poi tornavo su impari, poi ascoltai su coro de Nugoro. Se per caso un giorno o l'altro ti trovassi solo, sai, senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai, e se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te e ti senti come un ladro che ha paura anche di sé, guardati allo specchio e guarda un poco intorno a te. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai, e vive il mondo, tu non girargli intorno, ma entra dentro al mondo, dai. Che ti avvolge una fiamma scorgerai, corri senza indugi, forse il sole che tu vuoi, e se come un fiume in piena poi il tempo ormai usato se ne va, e tu naufrago ti senti tu che da solo scruta il blu. Quella fiamma sconosciuta è la tua zattera, lo sai. C'è tutto un mondo intorno che gira ogni giorno e che fermare non potrai, e vive il mondo, tu non girargli intorno, ma entra dentro al mondo, dai. Beh, dopo che io ascoltavo Pago Pago Carlo Marrale, tornavo a scanto che si volevo trasmettere dessa dì su 17, sa primo dì, e dei tutte sfainas che hanno organizzato in Lodepo, Cantos a Deus. È una manifestazione bella, organizzata dal suo comune, grazie a Saggiuto, della regione Sarda, o Canno Purus, assessorato dell'istruzione pubblica, dei beni culturali della regione, ha donato questo aiuto a suo comune, a sua sindaca Antonella Cano, può organizzare tutte queste manifestazioni belle ed è importante umano mera. E dopo che ho ascoltato su coro Gavino Gabriel, in poi ho ascoltato su un coro polifonico nugoresu, dirigio di Alessandro Catte, che è stato già direttori del coro Ortobene, ha scritto uno scanto cantus e ha fatto i settoto sa musica, sa armonizzazioni de mera cantus che hanno dentro un successo umano in questo mondo della polifonia. Dunque i cantori di Via Maiore, che è questo gruppo, questa formazione, no a vodionai commente formazioni, ma a noi saberitari di esperienze a manna, poi Alessandro Catte e Totto, è sempre stato dirigitori de coroso, i settotto cantautori, dunque una persona che conosce mera bene questo mondo della musica, i suoi totto
78 e insegna musica in Nuoro, dunque è una persona di aderusu importanti per questo mondo, e tutti i cantori, che hanno dentro esperienza in altre formazioni, in altro coro, dunque mancai sia giovane come a sozio, e su 78 punti di aderusu mera bravus e espertus de questo mondo. E ascoltavo uno cantus che anti boffio cantai a intro essa Gresia di Sant'Antonio in Lodè. Sì, allora buonasera a tutti dai cantori di Via Maiore di Nuoro. Abbiamo voluto iniziare con un classico che probabilmente molti di voi conoscono, che è Celeste Tesoro, anche se a Nuoro lo denominiamo come Sos Pastores, i pastori che lasciano le greggi per andare a salutare l'arrivo del Messia. È uno dei pochi canti natalizi, perché in effetti nella tradizione nuorese non sono tantissimi i brani che abbiamo che si possono inserire nel periodo di Natale. Noi stasera faremo un percorso tra i nostri canti. Abbiamo scelto dei brani che possono essere eseguiti in un luogo sacro come questo, ma abbiamo tanti brani profani. Il prossimo che vi facciamo sentire si intitola Aduruseddu, quale periodo migliore dell'anno, oltre a questo ci può essere per eseguire una ninna nanna, un brano cantato e dedicato a un bambino. È una delle tradizioni che è ancora forte nei nostri paesi. Franceschino Usate è l'autore di questo testo. Franceschino, poeta che è scomparso nel 2001, oramai che è entrato nella storia
della poesia sarda, ha scritto tante poesie dedicate a bambini, come si faceva anticamente, quando in una famiglia nasceva un bambino, qualcheduno andava a dedicargli un sonetto, a volte veniva scritto anche dal padre o da un familiare, oppure veniva proprio commissionato a un poeta. In questo caso Franceschino Usata lo scriveva al nipote, tanto che il titolo originale della poesia è A Franciscu, un ragazzo che adesso non è più un ragazzo perché è diventato grande, che noi conosciamo benissimo, che comunque a cui è stata dedicata questa poesia, che però nella versione a coro è diventata a Duruseddu. Ve la facciamo sentire. Allora, i cantori di Via Maiore prendono in prestito il nome dall'antica Via Maiore, che è l'attuale Corso Garibaldi, cioè questa strada che divideva in due
la città praticamente, che univa i due vecchi rioni, San Pietro e Seuna, luogo di incontro tra proprio le popolazioni, le persone che vivevano in questi due quartieri, ma soprattutto luogo di incontro tra i personaggi famosi della città di Nuoro, quelli della Tenesarda, quindi Grazia Deledda, Satta, Ciusa, tutti questi personaggi. Noi siamo partiti proprio da là, prendendo questo nome, pensando e cercando di rievocare una fase storica di Nuoro dove si è cominciato a sognare, si è cominciato a pensare in grande, dove siamo stati premiati come città grazie al premio Nobel di Grazia Deledda, che nel 2026 festeggeremo i 100 anni dal Nobel. Questa città ha dato vita a tantissimi personaggi che sono rimasti nella storia di Nuoro, ma nella storia della Sardegna. Il brano che vi facciamo sentire adesso, che si intitola Soberana Nugoro, è proprio un regalo che noi ci facciamo a noi stessi come nuresi, ma un regalo che facciamo a tutti questi personaggi, per cui nella canzone verranno rievocati titoli di canzoni che fanno parte della coralità di ispirazione popolare, che nasce proprio in quel periodo, nasce nel periodo, ai primi del Novecento, proprio nel periodo di Grazia Deledda, e vengono citati anche i personaggi che hanno fatto grandi Nuoro, in un canto che diventa una dedica appunto alla nostra città.
sempre a proposito di Nuoro, ci sono delle canzoni che sono diventate famosissime e che fanno parte del primo repertorio dei cori, una che è stata resa famosa anche da Beniturgo, non so se vi ricordate quella frase che diceva "Ande che de costola Giovanna si nota a dare pane lento". Ecco, ci sono tanti di questi canti che noi abbiamo ereditato prima del Novecento che nascondono dei personaggi che sono veramente esistiti. Ecco, nel canto che facciamo sentire ora, che si intitola Coro Canta, li riporteremo in vita per il tempo della canzone, ipotizzando dei finali alle loro storie, che però non sono in effetti quelli che sono successi, ma che a noi ci sono serviti per creare A Coro Canta. Canta, coro canta, chi in coro canta, su coro a io.
Poche presentazioni per un altro brano che ha per titolo L'ischis Kulumba, che arriva dalla penna di Franceschino Usata, che unisce un po' tutte le caratteristiche un po' del coro, che come potete sentire ha sì del tradizionale al suo interno, ma anche dell'innovativo, del nuovo. Questo canto che facciamo sentire presenta una commistione quasi di generi corali diversi che fanno parte un po' oramai della vita dei cori nuresi e soprattutto dopo della produzione che ho fatto io. Quindi sentirete la lirica, sentirete il canto a coro, ma sentirete anche il canto di ispirazione popolare. Il titolo è L'ischis Kulumba. Ti bramo ti disizzo, Deo ti queria
Bene, chiudiamo con un brano che arriva sempre dalla penna di Franceschini Usata, che ricorda una tradizione popolare che è quella del ballo accompagnato dalla voce sola. Una voce intona una melodia, il ballo muove i suoi passi. A un certo punto la voce si ferma e i ballerini continuano a danzare tenendo il ritmo, semplicemente sentendo il rumore dei propri passi. Questa è la tradizione popolare che ha ispirato Unu ballu pelicanu, che adesso vi facciamo sentire, e con questo brano chiudiamo. Vi ringraziamo per il vostro religioso silenzio. Grazie a Ottavio per la chiamata, grazie al comune di Lodè per averci voluto qui. Io sono stato anche l'anno scorso col Corilune, per cui è un ritorno e sono molto contento di questo. Buona Pasqua e Natale e a te Rosanna Urmenzio. Grazie. De puzzone giunu bolu, danzonetto giunu tazzu, de giù coros a casazzu, de giamente giuco solo, de giamente giuco solo. Chin su cora trichinia, canto, canto, canto in bani, in sas per cardes arcani, sas blur turche sinfonie, ja sas blur turche sinfonie. Unu ballo pelicano, meso antico e meso nuovo, velluto un nubare tovo, dura finza s'ammanzano, dura finza s'ammanzano. Unu ballo in sorba all'ordesi
Beh, ho ascoltato proprio tutto su un concerto che hanno fatto in Cresia, su coro cantori di Via Maiore, e poi tornavo si contaite su serio in tutta questa gira di manifestazioni. Poi si incrasi su 21, su mese Idas, a Mengianu, dopo sa missa, e ho portato la possibilità di ascoltare o canno pure i gospel, e dunque con una formazione americana, era connotto, non scetti in America ma noi in Europa pure, perché adesso sono avanti di avere su mera concerto del gospel ogni anno in ogni luogo del suo mondo, e sul gruppo si era Nathan Mitchell, che è suo leader, suo personaggio che ha fondato questo gruppo con Voice Inspiration, dunque se stia accostato a isso con altre voci di avere bella, si hanno formato questo gruppo e hanno cantato le cose più tradizionali del mondo del gospel e del blues. Noi siamo ascoltati su Pago Pago una correddo e poi tornato un pari e secondo te sul serio di America, poi sul gruppo del gospel come ti ho now ha cantato faccio le 11 di Amengiano dopo sa missa. All right, are you ready? Are you ready? On the mic. Okay, here we go. Come on, clap your hands. Come on, clap your hands. Lord, you are good. Come on. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. One more time. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People of every nation, come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You Clap are your hands, come on. That's right. Let's go. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People of every nation, let's go. Come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's go.
generation. Let's go. People from every nation and tongue, from generation. Clap your hands, let's go. We worship you. Come on, y'all. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Let's go. Clap your hands, let's go. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We let's go. Worship you for who you are. For who you are. For who you are. For who you
One more time. Come on. Come on and clap your hands with me. Hallelujah. Let's go. Hallelujah. 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 Come on and dance before the Lord. Dance before the Lord. Come on. Come on and dance before the Lord. Dance before the Lord. One more time. Come on. Come on and dance before the Lord. Dance before the Lord. Hallelujah. Let's go. Hallelujah. 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 Grazie. Buon Natale. E a Meri e te succede, sempre in questa Grecia e ho donato la possibilità di ascoltare questa che zerriamo sa world music di un musicista, un esponente di questa musica africana del Mali, isso è Baba Sissoko, che impari a sa villa giana, è un musicista in un gruppo poco su, ma mera volta si canta da impari a su babbo e dunque sa Baba Giana Sissoko induso anti fatto questo concerto che ha tentio di avere un bello successo con sa gente ad apprezzare meda questa canzone che hanno portato, ma se dirare è tutto de questo artista che adesso è un musicista ma è provincia sa uno griot dunque è uno dei questi cantatori che portano sa tradizione e contano sa tradizione e questa essere griot è una cosa che io ha tipicato come arereo de famiglia e tutto dunque è una persona rispettata a me non scetti in Africa ma in tutto il mondo a un disso andata a cantare e andavo a cantare dunque in Lodè si ha portato in suo concerto cosa sua in pari a sa villagiana e noi ci ascoltavo su Vago Vago un accorredo del tuo che ha fatto isso.
with the trust and with the force, with love and with the passions. Everything you love, you have all the time to achieve. It good will come and passions. Oh, I go slowly, you have to go slowly, we have to go slowly. Kota doni doni ta adugu wa obejo doni doni do. Kota doni doni ta adugu wa obejo doni doni do. Kota doni doni ta jamana bejo doni doni do ta ta doni doni ta ta. I go slowly, you have to go slowly. We have to go slowly, who goes slowly. We have to go slowly, who goes slowly. We have to go slowly. Everything you do it with passion, with energy, with the trust, with the force, with love and with the passions. Everything you love, you have all the time to achieve. It good will come and passions. I go slowly, you have to go slowly, we have to go slowly. Grazie. E dunque s'assego su de Baba Sissoko, Sincrasi, su 22 de su mese Idas, sempre in Tressa Grecia, c'è stata questa bella esperienza, un concerto di una orchestra, una cosa nuova, a saperirare, questa Sardegna e tutto, questa orchestra Christmas Candle Experience, Ecisi e Zerriant, che hanno portato un concerto con musica, sai, in tanti hanno fatto una bella ricordo di Ennio Morricone, che hanno suonato, uno scanto musica dei film profamato che ha fatto che ha musicato i 78 e poi si è portato in sul mondo della lirica, hanno fatto uno scanto arias de operas, hanno suonato musica classica, dunque di adesso su un'esperienza manna poi i spettatori dell'Ode, dunque si è fatto ascoltare pago una corretto, ma questa cosa bella che ha attento mera importo in Ecclesia è che hanno suonato bene, ma hanno portato tutte queste candele e dunque si hanno sturato in luci, si hanno donato questa atmosfera che aveva una cosa di aereo su dei spanto. Se ne fa subire un pago di questa registrazione che ho fatto.
Un'altra cosa bella che succede sempre in Cresi, a Sincrasi, se si arriva dunque su 23, a pago si è accostauso a Sadide Vaschigedda e su 23 c'è stato questo bello concerto di Tazenda, ma visto che avevamo un Cresi, hanno portato tutto sul gruppo, tutti musicisti e impianto di amplificazione e luci, ma hanno fatto una cosa bella di adesso, ovviamente in Tresi, dunque Gino Marielli, Gigi Camedda, Serena Cartamantiglia, in Tresi, santi però contao, santi portao sul pubblico che avviata in Cresia, a intro dei canzoni più famate che hanno fatto questo settore. Dunque è stata un'esperienza bella meda, in questa maniera che la gente non è manco abituata a vedere, poi conoscere tutta azienda in piazza, con questo concerto umano, con tutte queste amplificazioni, invece si è fatta questa cosa paria fatta proprio un po' di ognuno delle cose che avviene in Cresi. E dunque di ascoltare a manco su uno dei tutte le canzoni che hanno fatto e poi tornare un pari e si va a uscire i tradotti ho fatto invece su 17, tornare a questa prima giornata che ho organizzato con su tenore, ma intanto io si ascoltavo su Pago e Tazenda. No potrò riposare, amore e coro, pensando a te ogni momento, noi stessi tristura prenda e oro, nei dispiacere o pensamento, t'assicuro che a te solo bramo, catamo forte, t'amo, t'amo e t'amo. Si me essere possibile, d'angelo, si spirito invisibile, di cavo, t'assicuro che a te è solo un brano, catamo forte, t'amo, t'amo e t'amo, t'assicuro che a te è solo un bramo. Catamo forte, t'amo, t'amo e t'amo. Sa sforma se fura goda e geru, su sole sosistendo se formavo puro mondo bellissimo, protegge o poter dispensare cada bene, puro mondo bellissimo, protegge O poter dispensare cada bene. t'assicura che a te è solo un bramo, t'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo.
Beh, se dopo già andava, ne saperità che a Torraia su 17 sapremo dei setti che ho organizzato in Lodè grazie a suo comune del Lodè, grazie a sa regione Sarda che ha donato questo aiuto umano per organizzare Cantos a Deus e grazie a Don Emanuele che ha posto questa possibilità, ha donato questa possibilità di organizzare tutto questo concerto a Intro e Sagresia di Sant'Antonio de Padua. E usa serrai, sapremo di con sul tenore del Lodè, sul tenore sul riscatto, che appunto i giovani su questa bidda cateni di una regina prantata in maniera funguta a pizze su canto a tenore, perché noi ha ricordato tutto in sa seconda parte del sul Novecento su Itta Estetio su canto al tenore dell'Odeinu e grazie a presto grazie a Petre Dunano che è stata una delle voci più belle su canto a tenore di questi ultimi 50 anni. Dunque una bella tradizione che porta a innanti e torna a piegare tutto questo canto di questa bidigedda che stuggia questa bella rereo e questa bella tradizione. Dunque ascoltavo entro questa chiesa uno canto cosa iscritta proprio per questa festa, per questa manifestazione e per questa sdisi che ubivi un pari prima di questa paschicetta. Lode amada custu nostro canto, vol dedicamos como a quien de coroa. Chilamades che tesoro a su Natale non mi manca tanto salute donzi bene vos imploro pro luve stare su Natale santo. Giuvine anno lugo de dar bello e gioia manna sanno in bello Su Natale de Cristo so Nazareno donzuno allegro rennada profundo, chi coro lurena da e pieno e da in logo nostro e lo ganzeno chi papà paghe into tu su mondo sos humanos tu canto yo in allegria chi sono ese canto yo lode amada custu nostro canto por dedicamos como tesoro, ma su Natale non mi manca tanto salute pro
Natale de Cristo somme Nazareno, donzun allegru luena, giocundua, donzun allegru luena, giocundua, donzun allegru luena, Egga in locu nostru e locu anzenu, chi va papaghe in toto e viva in si stamos in sas terras de Israele, cusa culla debimos honorare. Che sa pruscara sa più fidele, chi Maria che lo ha innalzare. Pro potere cusa culla annunziare mer falatu dai che lu Gabriele, candanna tu cantanne Ave Maria, intese stincarnato a su Messia. Gesù Messia si chimos a cantare, chi sa grottada in senso in custa una cometa una cometa che fidu e brillare proprio de scusa culla proprio de scusa culla salvia pro potere cusa culla visitare sa via sostre re del oriente, li regalan incenso, mirra e oro, Gaspare, Baldassarre, Melchioro. Su divino infante appena nato a mezzanotte han soffrido in Natale. A mezzanotte han soffrido in Natale, l'anche un povera veste Maria se ne disposta donzi male in sa manicatoia collocato l'han disperato in suo cubatale pro imparare a suo
dus umiltade Pro imparare an su mundus umiltade de un nascido vigin tanta povertade Un pari d'assistante a seus pastores chi vina a provesar o battentende un angelo che ingala e risplendore che nato su Messia non si che nato su Messia non si gloria in che le ha Deus onore panchis a terresos coros Grazie. Si ti tenzo encerrada entro su coro, quieren arresquidenes en zariques Quieren arresquidenes zariquesa e una santa nobile che adoro in tanta nobiltà e gentilezza. Ocros que lámpara accesa e insallaras que mela de oro, quinza tua viamma de amore mi coghe se na bocua su calore Si ti tenzi serra dentro su coro, quieren arreschi de necessari che san, quieren arreschi de necessari che san, como provenir aquí son mutos.
Isha me mi Nintendo dualda e soru de Sayana. Dominicanda misa nara la mamma tua chi non si vaga manna casogante a Isha. Casogante a Isha, Dominicana, misa, me mi Nintendo dualda e soru de Sayana. Ire mendule pruna, mandata manicare minduna caisteda. So in cogliuaren, so ancora pise da girca di una teruna. So ancora pise da girca di una teruna, pire mendule pruna. Sortum venne cambiosa terra de su sole a sombra. Dominicanda sortum mancari ponzal guerra non ti da so columba. Non ti da so columba, Dominicana sortum venne cambiosa terra del suo sole a sombra. Noi salutande a minores hermanos a no olvidar de noi a medas a nos Amicus caros, se ho fatto conosci, mancai in maniera l'estra tutto questo che ho fatto in questa gira in Cantos a Deus in Lodè e a abilitari su 24, non so se ho firmato su 23 con il suo concerto di Tazenda, ma sul programma a Bio pure sa dide su 24 che sa dide in Porto Prummanno, poi a mezzanotte Don Emanuele a Nau Missa Manna post il nascimento di Gesù Cristo e dunque in questa missa manna ha cantato su coro parrocchiali che dirige Michael Dettori e ha donato questa aiuto umano a fare questa missa per un anno e tutto con il canto su Deissus. E dunque a Dio deputo grazie dopo un anno scanto bottas su comune dell'Ode che aveva organizzato questo un attovio umano con tanti concerti, un meta concerto e tutta una gira di manifestazioni grazie a Saggiuro della regione Sarda, a collaborazioni e tutto questa comunità lodeina e dei rettori Don Emanuele che ha collaborato meglio, ha posto a disposizione tutta questa Grecia per organizzare i concerti. E questa del Cantos a Deus è la seconda, la deduso delle manifestazioni. Se no, si spera che in questo tempo venidori, poco anno pure, ci sia questa possibilità, ci possa essere questa possibilità di organizzare questa 13 edizioni, visto che questo progetto è praggio meda, è andato bene in mera e dunque se noi teniamo questa speranza si dovrà capire proprio con questa manifestazione si Cantos a Deus adesso 2026. Ma poi
grazie a vosotros che tenti questa pazienza di seguire in televisione e grazie a tutto questo che Santa Polli seguire con le produzioni che sa Radio Televisione Sarda ad fare Occanno Curdo 2026 con meta produzioni Noasa e tante cose, ma sempre a intro di questa bella ricchezza che è un noso, che monti scantus, sballos, tradizioni di questa terra nostra.